Allora, no, noi siamo, diciamo, è nato gradualmente perché ci abbiamo fatto, di fatto poi Diabolic sono 3 film, no? Abbiamo fatto da registi, questo è il quarto film che giriamo qua, anche se parzialmente, tutti e quattro parzialmente, ed è nata nel tempo una non ancora sopita, forse perché non ancora completamente soddisfatta, adesso parlo da registi, amore per questa terra in tutti i sensi, nel senso estetico, perché comunque per il cinema l'estetica è importante, nel senso di, usiamo questo termine professionale che noi non amiamo, nel senso che si lavora bene, ci sono delle truppe molto capaci e anche numerose, nel senso che abbiamo avuto, siccome stiamo girando tanto qua, abbiamo avuto delle defezioni e abbiamo sempre trovato delle sostituzioni di cui non ci siamo mai lamentati finora, no? Quindi ci troviamo bene, direi al 97% con tutti, e sia invece di caratteriale, quindi anche umanamente noi ci siamo sentiti subito molto affini. In questo, ripeto, ci tengo a dirlo ai triestini, nel senso, ma non perché gli altri non ci piacciono, perché sono quelli che umanamente conosciamo meglio. E quindi sì, come registi speriamo di tornare prima o poi a fare un progetto invece più incentrato su questo luogo, ma non so se succederà. E invece come produttori stiamo continuando a venire qua per le facilitazioni, per il rapporto di accoglienza con la Team Commission e per anche, appunto, mi sto ripetendo, un livello di maestranze molto alto. Allora, L'Ombra è una serie, diciamo, per la prima volta noi affrontiamo una serie orizzontale, cioè una serie dove è tutta una storia unica in 10 puntate, nell'arco di 10 puntate, perché abbiamo fatto tanta televisione, ma abbiamo fatto sempre a puntate separate, o dei film di 2 ore. Quindi per la prima volta facciamo una storia che dura quasi 10 ore. È un lavoro molto complicato, ma molto bello. Perché dà molta soddisfazione vederla fatta piano piano, no? È costruita tutta questa storia, ma molto difficile. E non solo la giriamo, ma l'abbiamo anche scritta insieme ovviamente ad altri sceneggiatori, e la storia parla di una giovane ragazza che ha uno spirito di vendetta perché è successo qualcosa nel passato, un mistero che non si sa, che si scoprirà piano piano, e vuole vendicarsi, e quindi c'ha una missione lei, e per fare questa missione lei usa un poliziotto che trova lei, usa questo poliziotto che in realtà è il suo posto, cioè in realtà questo poliziotto non ha la missione di fare il poliziotto, lo fa per lavoro, ma vorrebbe stare a casa sul divano a riposarsi, ed è soprattutto frenato da tutte quelle regole burocratiche, quelle chiaramente leggi, le cose che proteggono i cittadini innocenti, no? Perché non è che la polizia può intervenire in questo momento. Invece lei lo forza in qualche modo a intervenire, e quindi si crea questo scontro. Lei è la parte noir, la parte crime, diciamo, della storia, lui è la parte più commedia, il commissario, e c'è questo scontro tra cosa è giusto, diciamo, no? Vendicarsi e andare avanti con la propria giustizia personale, o seguire le regole, e in qualche modo la nostra parte più di quella del commissario, e gli insegnerà a questa ragazza che facendo così si sbaglia. Ad andare più cauta. Ad andare più cauta, perché se no si potrebbe sbagliare, ed è insomma. Questi 2 personaggi sono interpretati da Luigi Locascio, il commissario Vitali, e da Bianca Panconi, che fa Bianca, questa ragazza misteriosa.